Siamo in un'epoca di non solo forti incertezze ma anche di molte preoccupazioni. Si fa molta fatica a gestire i servizi con le risorse che abbiamo a disposizione. Allora l'ANCI Nazionale ha proposto questa Assemblea Nazionale dei Sindaci per il 29 di gennaio da tenersi a Roma, dopo che ci sarà stato un incontro tra ANCI, Presidente Fassino, e il Presidente del Consiglio Letta. Devono essere chiariti diversi aspetti, a partire dalle nuove imposte, IUC, Tasi e via dicendo, piuttosto che la definizione del fondo di solidarietà, che è la parte rimanente di trasferimenti ai comuni, e poi definire quello che è anche l'assetto di leve fiscali che sono in capo ai comuni, che però devono essere chiarite. Cioè noi pensiamo che le politiche di taglio in termini lineari fatto negli ultimi anni, ma soprattutto fatto in modo pesantissimo nei confronti dei comuni, debba essere regolato con l'autonomia, dove ciascun sindaco, attraverso l'autonomia e le leve fiscali decise, possa nei confronti delle proprie comunità responsabilmente fare le scelte e quindi rispondere direttamente ai propri cittadini. L'autonomia si raggiunge nel tagliare questo cordone ombelicale che ha ancora il Comune nei confronti dello Stato. È la proposta dell'ANCI Veneto questa. L'autonomia significa andare nella direzione di dover non più dipendere dal governo centrale, dallo Stato, ma dipendere da quello che è il rapporto tra sindaci e amministratori locali e propri cittadini e le proprie